Le stelle di bronzo al merito sportivo a dirigenti e società, le palme di bronzo a tecnici e allenatori, le medaglie d'oro, argento e bronzo al valore atletico a chi lo sport lo pratica in prima persona. A Santa Caterina la cerimonia di consegna delle benemerenze del CONI alle realtà sportive e agli atleti trevigiani. Quest'anno abbiamo un record, l'anno scorso 45, quest'anno 46 fra dirigenti, società sportive, allenatori e atleti. Questo la dice lunga, secondo me, sulla attività che viene fatta e che viene ripetuta nella provincia di Treviso. Non a caso la provincia di Treviso è tuttora la provincia più sportiva della regione Veneto. Insieme a queste cerimonie delle benemerenze sono sicuro che la fiaccola olimpica potrà, con i risultati che faremo anche a Cortina con i nostri atleti, alimentare la voglia di fare sport di tutti i ragazzi e le ragazze del Veneto, che è la nostra vera missione. Volley, basket, calcio sono gli sport di squadra, quelli che fanno maggiormente parlare di sé, ma molte eccellenze di marca arrivano dalle discipline individuali, in cui sono dei singoli, quindi a superare i traguardi più prestigiosi. Qui ci sono attualmente delle persone che negli anni successivi, perché queste onorificenze si riferiscono al 2023, che già nel 2024-2025 sono arrivati a livelli mondiali e perciò c'è uno sport che vivo e continua a vivere qui nella provincia di Treviso. Un movimento sportivo trevigiano in crescita, sostenuto dalle amministrazioni del territorio, 27 i comuni rappresentati a Santa Caterina. Abbiamo anche entità come le ULS, come gli stessi, la Questura, diremo gli stessi organi, che ci chiedono collaborazione per poter avvicinare una determinata gioventù che non sta facendo le cose per bene, di avvicinarle sempre più allo sport. Qualcuno diventerà campione, ma tutti i ragazzi e le ragazze che fanno sport saranno poi dei cittadini migliori per l'Italia.